Intanto grazie a tutti, grazie al direttore della Voce per aver accolto questo mio invito a venire qua oggi e a intervistarmi sostanzialmente, anzi più che un'intervista è una chiacchierata che abbiamo voluto fare davanti a tutti voi in uno scenario straordinario, insomma quello del porto di Albarella, ma insomma in una location straordinaria che è Albarella, location che insomma da qualche anno frequento e che ormai è diventata un appuntamento fisso, anzi probabilmente l'unico appuntamento delle mie vacanze, perché altre normalmente non ne faccio, e quindi i giorni che spendo ad Albarella sono quelli che mi rigenerano. Ho detto prima chiacchierando che Albarella per me è una condizione dell'anima, è proprio il posto dove mi svuoto di tutte le cose inutili e, per dire la verità, quest'anno come gli altri poi riesco a focalizzarmi su qualcosina di più che va oltre il contingente e il quotidiano, no? E quindi poi magari lo raccontiamo in questa chiacchierata, ma insomma volevo ringraziare tutti, in primis il sindaco di Rosolina, naturalmente Michele Grossato, e gli ex consiglieri regionali come Paolo Bellieni, Luca Bellotti, l'assessore Coppola, gli assessori di Rosolina e di Rovigo, insomma tutti gli amici che oggi sono venuti qui e ci onorano della loro presenza. È qualche giorno che controlliamo la situazione del sole, anche per capire l'ombra e quant'altro, ma insomma pare che Paterniani abbia fatto un buon lavoro, no? nel scegliere location e anche orario per farlo. Serpico ci dà sempre grandi soddisfazioni, quindi non abbiamo motivo di pensare che non fosse così. Prego, direttore. Sì, allora, buonasera a tutti anche da parte mia. Io appunto sono direttore della Voce, Alberto Garbellini, e cercheremo così con il senatore De Carlo di fare un po' il punto della situazione a livello politico, dell'attualità, sia per quel che riguarda lo scenario internazionale, lo scenario nazionale e soprattutto ovviamente lo scenario che più ci tocca da vicino, quindi lo scenario regionale e l'ambito locale, provinciale, polesano. Questo è il secondo appuntamento di Dialoghi d'estate, giusto senatore? Il primo appuntamento è stato nel cuore delle Dolomiti, la settimana scorsa a Cortina d'Ampezzo. Dalle Dolomiti siamo arrivati al cuore del Delta, quindi direi che dal punto di vista della scenografia siamo più che a posto, il nostro Veneto non ci fa mai mancare niente. Allora, senatore, io direi di partire subito con affrontare i temi di carattere più prettamente nazionale. In questo momento il Senato, è il senatore della Repubblica, il Senato è in pausa estiva, ma tra pochissimi giorni si riprenderà con il lavoro e subito ci sarà da affrontare il tema della legge elettorale. Legge elettorale quindi con preferenze, senza preferenze, con un po' di preferenze, come ci sono alcune voci che dicono che potrebbe ritornare l'emendamento che alla Camera era stato respinto. Ecco, ci dica un po' qual è la situazione, tenendo presente che è vero che il tema della legge elettorale si dice a volte non interessa molto noi cittadini, però poi riguarda tutti, perché sarà la legge elettorale con cui si andrà a votare tra un anno, poco più, poco meno, per eleggere il nuovo Parlamento. Ecco, quindi qual è lo stato dei lavori? Cosa ci si prospetta per la prossima settimana ai lavori di Palazzo Madama? Oh, bene, allora la legge elettorale, come avete visto, è già passata alla Camera. È iniziato l'iter alla Camera e quindi in seconda lettura prima lettura viene poi al Senato, e se ne occupa la prima commissione, che è presieduta, tra l'altro, era presieduta da Balboni, che è confinante, insomma, essendo ferrarese, ma che è passato a fare il sottosegretario alla giustizia e che quindi adesso è presieduta da Andrea De Priamo, che ha convocato già per la prima settimana di settembre i lavori che si prospettano abbastanza lunghi, visto che, come tutte le leggi elettorali del resto, e come tutte le volte che si mette in mano a leggi elettorali, le opposizioni fanno un po' di legittimo ostruzionismo, dico io, ma insomma cercano di far prevalere le loro opinioni. Quello che Fratelli d'Italia farà, e che aveva già fatto nella prima lettura, cioè alla Camera, è reintrodurre la possibilità di scelta da parte dei cittadini, cioè la possibilità data ai cittadini di scegliere da chi essere rappresentati. Probabilmente sarà un sistema misto, saranno i capolista bloccati, quindi in ogni
collegio un capolista bloccato, gli altri che andranno a preferenze, contrariamente all'emendamento, credo, presentato alla Camera ci sarà il rispetto del rapporto di genere, quindi il 60 e 40, e quindi credo che al Senato alla fine tutte le forze politiche di maggioranza convergeranno su questa formula. Sono curioso di capire se la voteranno poi anche gli amici del PD e del Movimento 5 Stelle, sempre attenti alla trasparenza e alla diciamo così, capacità data ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Dopodiché tornerà alla Camera per il voto definitivo, e quindi io credo che orientativamente per la fine di ottobre si possa avere una legge elettorale che ridà finalmente ai cittadini la capacità di scelta. Io ricordo a tutti, ma prima a me stesso, che quando si svolgeva il famoso summit di Lorenzago o quando soprattutto Calalzo diventava ad agosto, a cavallo del compleanno di Giulio Tremonti, che è stato il 18 di agosto, Calalzo diventava il punto, diciamo, nevralgico della politica nazionale, dove Bossi, piuttosto che Calderoli, piuttosto che lo stesso Tremonti, venivano a Calalzo a passare le loro vacanze. Io allora misi un cartello sotto l'hotel Ferrovia chiedendo appunto le preferenze, sì. Un cartello con la scritta "scegliamoli noi", quindi già da allora avevo questa visione del mondo e credo che questa sia una visione che a breve vedrà la luce. Pro e contro. Pro sicuramente quello del fatto di poter scegliere i propri rappresentanti, contro magari che in certe parti d'Italia c'è qualche perplessità sul fatto che le preferenze possano favorire magari qualcuno distaccato dal partito che usi ancora di più il partito come una sorta di tram per arrivare da qualche parte, ma io credo molto anche nella capacità dei partiti poi di scegliere la loro classe dirigente, e quindi chiunque sarà messo nelle condizioni di poter correre sarà uno che ha già passato una serie di vagli e che quindi i partiti si assumono la responsabilità non della scelta che sta ai cittadini, ma della scelta sì delle liste, che credo che sia comunque una responsabilità importante. Saluto e approfitto, ho visto arrivare l'assessore Mantovan, ma anche Marina Marchetto Aliprandi, che non avevo salutato prima, ma che insomma è onorevole della Repubblica dopo una vita dedicata a questo partito e prima ad AN. Credo che meriti come esempio. Lei è esponente di Gioventù Nazionale, come vedete, però è assolutamente uno dei più attivi parlamentari della nostra regione. Senatore, solo un piccolo inciso ancora sulle leggi elettorali, poi magari dopo passiamo ad altro. Ha detto pro e contro, e quelli che sostengono che in realtà con i capilista bloccati in realtà il ruolo della preferenza sia molto ridotto, soprattutto in certi collegi? Ma guardi, io credo invece che ogni partito dovrebbe ambire a avere una percentuale alta e non giocare sulla difensiva sulle percentuali basse, cioè dire vabbè, ma io ho una percentuale bassa e quindi faccio solo il capolista bloccato. No, ogni partito e ognuno che affronta una sfida elettorale dovrebbe pensare ad allargare la propria base elettorale, quindi ad avere più candidati eletti, e questo credo a cui dovrebbero ambire tutti. È chiaro che magari qualcuno potrebbe dire vabbè, perché avere il capolista bloccato? Beh, tanto perché i capolisti bloccati comunque assicurano al partito la possibilità di avere e di mantenere una classe dirigente ormai formata, ormai diciamo così già abituata a taluni ritmi, e anche e soprattutto credo una classe dirigente più presente non solo sul territorio, ma anche dove i lavori parlamentari ci sono, perché quando si è eletti a preferenze a Venezia magari tu riesci a stare sul territorio contemporaneamente. Quando sei eletto a preferenze a Roma hai la necessità di tornare sul tuo territorio, ma hai altrettanto la necessità di rimanere laddove il lavoro c'è. E io ricordo a tutti che l'importanza a volte di un parlamentare non è solo quella di rappresentare il territorio, di stare sul territorio, ma anche quella di essere capace di andare ogni giorno, quando finiscono i lavori parlamentari, all'interno dei ministeri per favorire i propri territori. E questo credo sia un quid in più che a volte non viene considerato quando si parla di territorio e preferenze, ma che credo vada considerato, perché chi conosce magari un po' di più la macchina nazionale sa l'importanza di non prendere il trolley subito e scappare, ma invece di capire come funziona la macchina amministrativa per trarne il massimo beneficio appunto per i propri territori. Bene, senatore, prima abbiamo parlato in pochi secondi fa di elezioni del nuovo Parlamento. Tra poche settimane, credo 7 o 8 settimane, il governo Meloni diventerà il governo più longevo della storia repubblicana.
però la longevità di per sé non è un valore, diciamo, in assoluto, perché la prossima campagna elettorale sicuramente si giocherà su quello che è stato fatto o su quello che non è stato fatto, sempre dipende dai punti di vista. Ecco, volevo chiederle una cosa che ha fatto il governo Meloni che lei rivendica con grande orgoglio e una cosa invece che non è stata fatta, che lei magari prova un po' di rammarico e che magari si può provare negli ultimi mesi di legislatura a portare avanti. Ecco, una cosa fatta e una cosa non fatta che però si può ancora cercare di rimediare. Beh, intanto longevità è vero, non significa necessariamente efficienza o efficacia. Credo che invece questo sia un governo che sia riuscito a fare entrambe. E perché lo dico? Lo dico perché ce lo dicono i numeri, non lo dice Luca De Carlo o magari tanti di quelli seduti oggi in platea, lo dicono i numeri. E guardate che citare i numeri, come abbiamo fatto in occasione di tanti incontri, non solo questi dialoghi di estate, ma anche in occasione degli incontri fatti in provincia di Padova, grazie alle iniziative di Baldi e Turin, o quelli fatti proprio a Treviso con il titolo Bufale, dove sbugiardavamo sostanzialmente le bugie della sinistra. Lo dice la CGIA di Mestre e credo che sia assolutamente un ente terzo che ci consenta di avere un numero reale. Poi dopo c'è l'interpretazione dei numeri, però i numeri sono reali. La CGIA di Mestre dice che il governo Meloni ha tagliato 33 miliardi di tasse ai cittadini e questo è un dato oggettivo. Non dovrebbe stupire, visto che abbiamo eliminato uno scaglione dell'IRPEF, visto che abbiamo abbassato una percentuale, visto che abbiamo lavorato sul cuneo fiscale. Credo quindi che questi siano dati oggettivi. Se mi chiedono cosa farei di più, rimanendo su questo tema, lavorerei ancora sull'IRPEF per abbassare ancora di più la percentuale a favore del ceto medio, che si tradurrebbe in un risparmio di oltre 1 miliardo per le famiglie. Io credo che questa sia una delle cose che più vada segnato, perché il centrodestra nasce per abbassare le tasse, per continuare a efficientare i servizi ed abbassare le tasse ai cittadini. Dopodiché, come non citare i dati sul lavoro? Abbiamo ereditato una nazione che era legata al reddito di cittadinanza, cioè la gente lavorava per non fare niente, cioè veniva pagata per non fare nulla, per stare sul divano. Abbiamo rovesciato il paradigma ed oggi infatti abbiamo un record di occupazione, il record della più bassa disoccupazione della storia della Repubblica, che certe volte in certe regioni come quella del Veneto a volte è anche un fattore limitante, perché una troppo bassa disoccupazione non dà modo a un turnover anche di lavoratori, e qui in Veneto si pone un problema diverso. Noi abbiamo formazione. Noi abbiamo un problema che nei prossimi anni avremo bisogno di 188.000 lavoratori e questi o li formiamo o li incrementiamo aumentando la natalità, e anche su questo è uno dei traguardi che abbiamo raggiunto e su quali abbiamo investito più risorse, o altrimenti dobbiamo fare accordi chiari con nazioni a noi più vicine, non voglio che sia scambiato per una lettura semplicistica, ma con coloro i quali, con quelle nazioni che magari hanno un legame più forte con questa terra e che quindi condividano insieme a noi anche magari la stessa religione, magari lo stesso tipo di cultura, magari lo stesso tipo di civiltà, non perché per discriminare gli altri, ma che probabilmente sia per noi che per loro, cioè quelli per cui che andiamo ad accogliere, sia più facile l'inserimento in una società diversa, sapendo che chiunque è costretto ad andarsene dalla propria terra per trovare un lavoro parte già in difficoltà, ma questo non vuol dire che si possa mettere una damigiana all'interno di un bicchiere e quindi si possa accogliere tutti a prescindere indistintamente. Senatore, voglio provare a fare un po' l'avvocato del diavolo. Lei ha parlato di numeri, citando la disoccupazione ai minimi storici, citando l'occupazione che va bene, però c'è anche chi dice, ad esempio alcune associazioni di categoria, che la produzione industriale, il PIL in Italia cresce, ma cresce molto meno che quasi tutti gli altri paesi d'Europa, o almeno gli altri paesi a livello nazionale. Questo significa, lo chiedono ad esempio molti industriali, l'associazione degli industriali, che c'è bisogno di una nuova politica industriale o comunque di nuovi investimenti. Quindi è vero che i dati della CGIA dicono determinate cose, però ci sono altri dati che, letti un po' in controluce, ne dicono delle altre. Cosa si può fare quindi per cercare di invertire questa tendenza? Beh, intanto bisogna, al netto, anche qui i dati leggiamoli, perché l'aumento del PIL di questa nazione è addirittura superiore alle aspettative rispetto a quello che avevamo preventivato. Chiaro che stiamo sempre parlando di 0, o 1%.
quando ci sono nazioni, paesi emergenti che invece galoppano, come noi abbiamo fatto magari in altri periodi storici. Il problema è che noi ci siamo concentrati molto sull'efficienza, anche in questa regione, e probabilmente poco sulla produttività, molto meno sul valore aggiunto. Quindi abbiamo abbandonato settori ad alto valore aggiunto e ci siamo concentrati su settori che avevano meno valore aggiunto. Ed oggi che la crisi non è una crisi nazionale, ma anzi in Germania la crisi è ancora più forte sì, di quella di oggi, e noi che siamo terzisti per tante questioni, soprattutto sull'automotive, con la Germania paghiamo il fatto che non siamo produttori di valore aggiunto. Dopodiché abbiamo abbandonato, o forse ci siamo concentrati troppo poco su nuove tecnologie. Nuove tecnologie vanno sicuramente guidate, ma sicuramente costituiscono un grande valore aggiunto. Quindi io credo che con la stessa straordinaria genio italico con il quale abbiamo cavalcato, io lo dico da bellunese e da, diciamo così, ex sindaco del paese che ha dato in Italia all'industria dell'occhiale, una delle più fiorenti, sicuramente del nord-est, ma sicuramente a livello nazionale, credo che lo stesso genio italico riuscirà anche, una volta capita la situazione, cioè quella che oggi non si compete più sul numero, ma si compete sulla qualità. Sull'agroalimentare l'abbiamo capito. E spesso, a volte, facciamo fatica a far passare il messaggio che è impossibile e sbagliato fare agricoltura o pensare di dare ai nostri figli aziende agricole come si facevano 100 anni fa. Però chi ha fatto innovazione, chi ha investito su quello, oggi fa valore aggiunto. Non a caso abbiamo un record mondiale di DOP e di GP, non a caso siamo la nazione che più ha investito in innovazione. Ecco, io credo che quello vada applicato anche a settori nei quali pensavamo di essere ipercompetitivi, in realtà non lo siamo stati. Però, questo va detto, nonostante una situazione ereditata che ci poneva in forte difficoltà anche rispetto alla questione industriale, oggi gli spiragli si vedono. Oggi questa è la nazione che è riuscita a fare accordi con la più grande casa di automotive, cioè Stellantis, contrariamente a quello che hanno fatto le altre nazioni, e che oggi c'è un rilancio della produzione industriale di auto in sostanzialmente quasi tutti i siti produttivi. Quindi a dimostrazione di un'attenzione anche sull'industria, che però sappiamo quando abbiamo iniziato a lavorare sapevamo che non avremmo risolto tutto in 5 anni. Anche perché non era possibile, non avevamo la bacchetta magica. Sapevamo però che agli italiani potevamo dire che avremmo garantito l'impegno e che la strada giusta era quella della produttività, della produzione e del sostegno a chi produceva. Lo abbiamo fatto, a volte abbiamo anche detto lasciamo lavorare chi produce. Qualcuno l'ha interpretato come eccoli, sono arrivati quelli che favoriranno l'evasione fiscale, e anche lì abbiamo drammaticamente sbugiardato le fake news, perché siamo stati il governo in questi 4 anni che più è rientrato dall'evasione fiscale, quindi a dimostrazione del fatto che quello che dicevamo si riferiva invece all'aumento della produttività delle nostre aziende. A proposito, no, ha citato l'agroalimentare, ad esempio il PNRR sia a livello veneto che a livello locale polesano ha dato dei buoni risultati, no? Gli investimenti sono arrivati, le risorse sono arrivate, e questo possiamo definirlo un buon esempio di utilizzo di questo strumento. Beh, guardi, quando siamo arrivati, il PNR dedicato all'agricoltura aveva delle risorse nettamente inferiori a quelle che poi è riuscito a mettere a terra. Anche perché abbiamo dimostrato con le prime risorse impiegate che sapevamo spenderle. E siccome una delle condizioni del PNR era riuscire a spenderle in tempo, questo ci ha consentito di averne maggiori. Pensate al bando, quello per i pannelli fotovoltaici sopra i tetti, non sul consumo di suolo, dove noi abbiamo fatto la legge, perché oggi è vero che oggi c'è ancora qualche impianto, la proliferazione di qualche impianto, ma sono quelli che avevano già autorizzazioni o iter già partiti e ottenuti. Noi l'abbiamo bloccato e abbiamo deciso scientemente di investire oltre 3 miliardi e 2 per i parchi fotovoltaici, per l'agricoltura sui tetti. E questo rappresenta una scelta chiara. Pensate che questi 3 miliardi e 2 investiti dallo Stato creeranno per gli agricoltori nei prossimi 10 anni 11 miliardi di risparmio. E siccome noi non possiamo lavorare sui costi di produzione fissando un minimo garantito, perché quello accadeva in Unione Sovietica, ma mi pare che non sia andata benissimo, e invece qui vigono le leggi di mercato, seppur naturalmente calmierato o attenzionato, noi crediamo che si debba lavorare per abbassare i costi di produzione degli agricoltori. E questo dell'energia è un costo che, assieme
all'agricoltura pagano un sacco di cittadini, ma immagino che questo sarà oggetto Sì, di una delle prossime domande. ha detto la parola chiave che tutti stanno cercando di capire cosa succederà nelle prossime ore, se non nei prossimi 2 giorni, cioè la parola energia. I costi energetici restano un problema per tutti gli italiani, per tutte le imprese. Da giorni si sta parlando, no, di questo taglio delle accise, durerà un giorno, durerà 2 giorni, è un problema di coperture, è un problema di risorse, è un problema di volontà. Si continua a parlare della possibilità, no, di tassare gli extra profitti, c'è un dialogo con l'Europa che però sembra abbia rimandato la palla ai paesi, quindi cosa succederà nei prossimi giorni? Perché la questione energetica tocca le tasche di tutti, cittadini e imprese. Allora, il discorso è molto ampio e quindi merita una premessa. Io credo che la folle demagogia europea di questi ultimi, specialmente dei 5 anni prima di questo governo, abbia pesantemente condizionato qualsiasi scelta di qualsiasi Stato nazionale. Abbiamo creduto che liberarsi dalle fonti fossili fosse facile e che soprattutto avessimo un'alternativa. In realtà il mercato non era pronto, sull'elettrico non avevamo nemmeno le strutture per poter switchare da diesel o benzina a elettrico, e quindi abbiamo pagato il fatto che abbiamo desertificato le aziende. Un esempio pratico: le raffinerie, che costituiscono quelle che fanno un maggior valore aggiunto, avevano prima dell'inizio di questa crisi un delta di reddito del 30%. Oggi hanno raggiunto il 70%, a dimostrazione come il problema non siano solo le estrazioni e quindi la parte, ma anche la lavorazione. Perché oggi hanno un reddito così alto? Beh, semplicemente perché sono di meno. Perché noi in Italia e in Europa abbiamo cancellato un numero grande di raffinerie, ed oggi quelli che ce l'hanno, quelli che le hanno mantenute, sono in regime pressoché di monopolio o di oligopolio sicuramente, e quindi possono permettersi di speculare su quella che è stata la guerra in Ucraina, su quello che è stato la stretta di Hormuz. Non occorre che ve lo ricordi io che solo pochissimo del petrolio che esce da Hormuz è utilizzato dall'Europa, però all'interno del calderone globale comunque è uno dei fattori che oggi... Mercato, sì. Noi eravamo quelli che avevano promesso il taglio delle accise. Lo abbiamo detto. Lo abbiamo fatto durante questo periodo. Perché vedete, eravamo abituati a passare i confini, sia in Austria che in Slovenia, e di trovare prezzi alla pompa più bassi di quelli che c'erano in Italia. Oggi non è più così. Se passate il confine, i prezzi non sono più bassi. Assolutamente no. Provate ad andare in Austria e vi renderete conto che il prezzo non è più basso. Ci sono andato la settimana scorsa e il prezzo non era più basso. Cosa è successo? È successo, e faccio una premessa ulteriore, tutte le nazioni hanno le accise, che vanno da un minimo del 36% in Spagna e arrivano e superano il 50% in altre nazioni. Incidono pesantemente, è vero, ma pensate se noi avessimo avuto la possibilità di utilizzare il bilancio a pieno e non con il fardello pesante che vale 42 miliardi del super bonus, se non avremmo potuto, non saremmo intervenuti in maniera molto più precisa e molto più puntuale sulle accise. Quello è un fardello, è come fare una corsa con le altre nazioni che non ce l'hanno e tu invece corri con uno zaino con 40 kg. È più difficile? Sì. Nonostante quello, siamo intervenuti sulle accise mobili. Qual è il problema delle accise mobili? Il problema delle accise mobili, che è praticamente quello che tu potresti recuperare dal fatto che all'aumentare del costo aumenta l'IVA e quindi lo Stato incassa di più, che tu per sapere quanto vale l'accisa devi aspettare la fine del mese. Non puoi farlo immediatamente, quindi siamo intervenuti sempre con risorse del bilancio, posto che abbiamo razionalizzato i costi dei ministeri, ma che non sono infinite la possibilità di razionalizzare. E quindi abbiamo pescato 2 miliardi da lì e adesso pescheremo dalle accise mobili. Perché tutta la polemica relativa al fatto che si arriva solo fino a domani? Beh, perché senza uno stanziamento da parte del Consiglio dei Ministri diventa difficile intervenire e stanziare nuove risorse, che invece si potevano fare perché con DPCM del Ministero si è attinto a delle risorse che erano disponibili già al Ministero. Quindi c'è un problema, c'è la volontà di intervenire, c'è anche la consapevolezza che i costi dipendono dagli Stati sulla parte delle accise, ma che oggi la crisi è globale su questo tema. E quindi leggevo oggi proprio anche i rappresentanti stessi dei petrolieri dire:
attenzione, dobbiamo intervenire sì sui prezzi perché altrimenti spingeremmo in alto l'inflazione, ma non possiamo neanche pensare di poter intervenire a fronte di un cambiamento che non avviene con oltre 1 miliardo al mese sulle accise, perché diventa insostenibile, perché quelle risorse dovremmo andare a prendere dalla fiscalità generale, vuol dire sottrarle ad altre questioni altrettanto impellenti come quella della sanità ad esempio, dove noi invece che tagliare le risorse, questa è un'altra delle fake news, in questi anni le abbiamo aumentate di 18 miliardi, cioè fatta la coperta, quando è corta bisogna scegliere, quindi credo che e l'ho letto anche sulle dichiarazioni del ministro Pichetto Frattin, uno degli interventi per intervenire a lungo termine sia quella di passare, come tutte le nazioni, tornare al nucleare, perché è evidente che noi non possiamo avere un mix energetico che non contempla il nucleare, perché tutti prendiamo come riferimento la Spagna senza citare che la Spagna c'ha un oltre 20% di nucleare e quindi sì è vero che c'ha le risorse rinnovabili, però è altrettanto vero che la base sulla quale fonda il suo contenimento dei prezzi è proprio la produzione nucleare. Non sarà per domani, per oggi dobbiamo riuscire a capire se riusciremo a modulare le richieste, specialmente sui carburanti, a determinate fasce e a determinata fascia di popolazione, sapendo che un contributo diventa efficace solo quando è corposo e non quando è a pioggia e soprattutto è vacuo nei termini. È evidente che questo tema è un tema che oggi afferisce molto agli italiani, soprattutto nelle giornate del grande rientro. Segnalo a tutti però che a fronte di una diminuzione dell'utilizzo di carburante per i autotrasportatori, cioè quelli che lo fanno per mestiere, c'è stato un aumento di oltre il 2% dell'utilizzo della pompa da parte dei cittadini italiani, a dimostrazione che a fronte di un costo più elevato gli italiani non hanno smesso di girare con la macchina. Per forza. Beh, anche perché è difficile farne a meno. Però... Senatore, concediamoci una piccola digressione, diciamo, dalla politica, o meglio, restiamo nell'ambito dell'attualità, però ogni estate si sa c'ha la sua telenovela, no? Collegato più o meno in maniera diretta con il mondo politico. Quest'anno indubbiamente la telenovela è il caso Report. Il caso Report che vediamo l'attualità sta portando avanti, c'è la procura, la magistratura che sta facendo le sue inchieste, però è anche vero che non tutto quello che appariva guardando la trasmissione di Sigfrido Ranucci, no, sembra che sia privo di qualche opacità. Anche qua in Polesine abbiamo avuto così diversi riferimenti. Lo dice a me? Lo dico a lei, sì. Sì, vero. Io sono garantista. Sono garantista quando tocca ai miei amici e sono garantista quando tocca alle persone che non godono assolutamente della mia stima. Però io credo che chi pretende trasparenza, chi fa il paladino, chi si erge a paladino della moralità, abbia anche un dovere, e cioè quello di essere ancor più, diciamo così, ligio a determinate questioni rispetto a chi invece non pretende dagli altri un'attività di trasparenza. Ricordo a tutti che la trasmissione Report si è concentrata per il 43% del suo tempo su inchieste che riguardavano Fratelli d'Italia, solo l'1,5% su inchieste che riguardavano il PD e meno dell'1% o poco più dell'1% su quelle che riguardavano il Movimento 5 Stelle. Direi che se dovessimo valutarla secondo la par condicio mi parrebbe un pelino sbilanciata. Dopodiché, siccome lo strumento utilizzato da sempre è stato quello di alludere a possibili connivenze rispetto a... Io stesso mi sono ritrovato in una puntata di Report, guarda caso solo 2 settimane prima delle elezioni regionali, che ogni tanto ci sfugge questo piccolo particolare, che secondo me invece non è un particolare che dovrebbe sfuggire, ma dovrebbe essere anche a conferma di un sistema che esiste. Mi sono ritrovato associato ed eventi per i quali addirittura poi lo stesso conduttore avrebbe detto che le bombe sotto casa sua sarebbero riferite probabilmente alla possibilità che fossero legate all'affaire del noto cantiere. Ecco, io credo invece abbiamo scoperto che a mettere le bombe sotto casa sua, tra l'altro pare che una delle macchine addirittura fosse su un suolo pubblico senza l'assicurazione, che mi pare sia, guardo alle tante forze dell'ordine presente, credo sia una cosa che non si può fare, ma evidentemente qualcuno la può fare senza che nessuno lo indaghi. Credo che abbiamo scoperto che, insomma, perché è reo confesso, più fesso che con, sì. che a metterla siano stati
Bavitola. I suoi amici, un suo amico che lo ha fatto prima, sembrava fosse per avviarlo ad una carriera e poi per aumentargli la scorta. E io non ho mai avuto la fortuna di avere amici che mi mettono una bomba sotto casa, insomma, ma credo nessuno di noi a questo punto un piacere, li abbia mai magari avuti, nemmeno per farci un piacere, però evidentemente ognuno ha gli amici che si merita. Quello che resto perplesso, io attendo sulla riva del fiume di capire come finirà questa questione, anche perché credo che chi conosce un po' il Polesine e chi conosce anche gli attori in campo poi si sia già fatto il suo pensiero. Attendo di vedere gli sviluppi. L'unica cosa che dico è che con molta probabilità delle due l'una, o quelli che indagano, i reporter di Report, non sono molto svegli, perché indagano su tutto e su tutti e sono gli unici che non si sono accorti che la bomba gliel'aveva messa il suo amico, oppure mi viene da pensare che magari se ne erano accorti e che avevano fatto finta di no, anche perché alla luce delle telefonate che pare sui giornali leggere che siano state sia tra uno della redazione di Report e poi la famosa telefonata di 2 ore del conduttore con l'amico. Sono tutte illusioni, però sono tutte chiacchiere. No, io no. È difficile riuscire infatti io uso il parere. No, guarda, il mio successo. garantismo non mi porta a puntare il dito su nessuno. Certo è che quando sento qualcuno che si lamenta del trattamento che riceve e del fatto che i figli ne hanno sofferto, anch'io ho una famiglia e anch'io ho dei figli e sinceramente non mi è piaciuto essere sbattuto su una trasmissione di Report senza neanche sapere di cosa parlassi. Senatore, e se io sono rimasto così, pensate come è rimasto Paterniani, che l'unico suo probabilmente grande errore è stato quello di cercare una soluzione per una crisi di un'azienda, tra l'altro a cui era particolarmente legato. Quindi credo che non vediamo tutti l'ora che questa cosa si risolva, anche perché con il massimo del nostro garantismo finalmente sia dato a Cesare quel di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Si ristabilisca la verità su come sono andate le cose. Senta, senatore, lascerei da parte un attimo il piano, nazionale, per scendere più sul locale. Come giudica i primi 8 mesi della giunta Stefani, della giunta regionale? Lei ha avuto un ruolo anche nella campagna elettorale regionale? Sì, Alberto è una bravissima persona, credo che abbia dimostrato il suo spessore anche umano in questi giorni, ragazzo di una straordinaria sensibilità, di capacità di empatia, raccoglie un'eredità difficile di un governatore uscente, figura abbastanza ingombrante e pesante, sotto profilo squisitamente politico, che è ancora presente tra l'altro in Consiglio e che quindi ha il suo discreto peso. Se pensiamo che solo 2,5, e non perché Valeria sia mezzo solo perché sia meno di valore, ma perché lo ha potuto fare per molto meno tempo, sono quelli che avevano un po' di esperienza all'interno della giunta, cioè erano il mio amico Bond e l'altrettanto mio amico Bitonci, avevano esperienza per poterlo fare. Credo che in questi 8 mesi ci sia stato un impegno e ho notato una collegialità ed una coralità diversa magari rispetto al mandato precedente, dove c'era forse un uomo un po' più sovraesposto e dominante, e altri assessori che magari avevano un ruolo ma che si vedeva meno. Io invece credo che molto nella collegialità della politica, che la politica serva a mettere insieme le persone e che le persone che lavorino meritino di essere anche il loro lavoro evidenziato. Mi sembra un po' presto per giudicare, ma insomma siamo nel solco della continuità di un governo di centrodestra, che qui vedo i consiglieri, gli assessori regionali di un tempo recentissimo, insomma, per non dire che sono tanto che hanno un'età avanzata come Belotti, che sembra un ragazzino, ma e possono testimoniare come il governo di centrodestra ormai in questa regione vada avanti da notte dei tempi, e credo che Stefani avrà modo di dimostrare, e la sua giunta insieme a lui, che al di là della comunicazione e della empatia relazionale, il Veneto ha bisogno e avrà bisogno di quelle riforme anche strutturali e di quelle iniziative che lo riportino ad essere la littorina di questa nazione. Quindi
po' meno comunicazione e un po' più lavoro sodo, ma credo che questo sia il mantra che seguiranno questi assessori, sicuramente quelli di Fratelli d'Italia, perché io però discuto senatore, parecchio. qua siamo ad Albarella, siamo vicini a Chioggia, credo che ci siano anche esponenti, no, dell'amministrazione C'è di Chioggia. l'assessore, Esatto. penso, di Chioggia, tra parentesi. Ecco, quindi. Chioggia, Albarella, ma Veneto hanno in comune due problemi che devono essere risolti. Uno, nodo viario e quindi la Romea. Ormai lo si dice da tanto tempo, la Romea è un'emergenza nazionale, non soltanto regionale, quindi Regione e Stato dovrebbero fare qualcosa, quello che tutti poi chiedono tutti i sindaci, mettere in sicurezza la Romea, fare qualcosa per sistemare questo punto nero della viabilità. Altra cosa che accomuna, altra problematica che accomuna Delta e Chioggia è la pesca. Granchio blu, ma non solo granchio blu, il problema energetico che abbiamo sottolineato prima, perché chi va in mare, chi esce in mare ha bisogno di sostegno per riuscire a far andare le barche. C'è il problema, no, della tutta la normativa legata al fermo pesca, alla pesca. Insomma, sono problematiche locali, ma regionali e anche nazionali. No, beh, ma che siano problematiche locali con un riflesso nazionale, ce lo dicono anche gli stanziamenti che appunto il Ministero in questi anni, soprattutto in quest'area, ha fatto per il contrasto al granchio blu. Io faccio politica o amministrazione da qualche anno. Non ho mai visto una reazione così rapida ad un problema. Ci viene segnalato la presenza del granchio blu, segnatevi le date, il 15 di luglio e il 6 di agosto il ministro è sul posto e con un decreto e con un consiglio dei ministri dell'8 di agosto vengono stanziati i primi 3 milioni, 2 milioni e 9. Credo che a fronte di un problema non ci sia mai stato un intervento così rapido e veloce e quindi a dimostrazione di un'attenzione sul comparto pesca che ha subito la stessa vulgata che ha subito l'industria nei 5 anni di dominio di Timmermans in Europa, cioè pescatori e agricoltori visti come grandi inquinatori. Questo cosa ha portato? Ha portato a una disaffezione da parte dei giovani rispetto a questo lavoro, a un incremento dei costi perché invece di vivificare le lagune si è pensato di chiudere tipi di pesca che qui magari erano anche più tradizionali e quindi si è pensato che si potesse fare a meno di pescare in Italia, tanto poi potevamo comprare i filetti di Pangasio e compensare con quello che si faceva qua. Ai croati non devo averglielo detto perché quelli continuano a pescare come, anzi approfittano del fatto che noi si peschi molto meno per poterlo fare in assoluta tranquillità. Non si è compreso forse che anche la pesca stava cambiando e infatti oggi la percentuale tra pesca e acquicoltura è cambiata, si è rovesciata. Oggi c'è una percentuale molto più importante di acquicoltura che tra l'altro rappresenta un unicum, quella di questa regione. Finalmente anche grazie al lavoro non solo del ministro ma anche del sottosegretario La Pietra che di pesca si è occupato, non dico che c'è un'inversione di tendenza, ma c'è sicuramente un'attenzione sul comparto che è a 360 gradi. Hai parlato giustamente anche del gasolio. Ricordo a tutti, perché a volte ci sfugge, che mentre nelle altre nazioni gli agricoltori sono scesi in piazza perché avevano tagliato il gasolio agricolo, cioè nelle nazioni come la Francia e la Germania non esiste più l'integrazione del gasolio agricolo, cioè non esiste più lo Stato che paga il gasolio agricolo alla pesca. In Italia è l'unica regione, è l'unica nazione dove ancora oggi 1,1 miliardi del bilancio della nazione viene dedicato al gasolio agricolo e anche quando c'è stato il problema il credito d'imposta è stato dedicato anche alla pesca in seconda battuta, dimostrazione di un'attenzione, però il problema qui è riuscire a cambiare il paradigma secondo il quale i pescatori non sono quelli che si approfittano di ciò che c'è in mare, ma sono veri bioregolatori del mare. Quando dico che anche i cacciatori lo sono, vengo investito da una serie di improperie da parte di chi non conosce nulla della caccia e del motivo per cui esistono oggi i cacciatori e perché storicamente hanno un valore. Però è un dato di fatto oggettivo. Io ho fatto il sindaco 15 anni di Calalzo di Cadore e quando ho avuto bisogno di gente che mi dava una mano non solo a manutentare i sentieri, ma anche come sentinella all'interno dei boschi, io mi sono sempre rivolto ai cacciatori. Quindi a dimostrazione di una sostenibilità della caccia e della pesca che è intrinseca di chi fa caccia e pesca.
Qualsiasi pescatore sa che non può andare a pescare a zero in modo da non avere nulla da pescare l'anno dopo. E quello però è un pensiero che non siamo riusciti fino a qualche anno fa a trasmettere in Europa, e si è creduto invece che chiunque andasse per mare andasse a rubare qualcosa. Invece in realtà tante volte chi andava per mare ci consentiva di avere una bioregolazione, tra l'altro in una nazione con la più alto valore, e questo va detto quasi alla noia, la più alto valore della biodiversità. Pensate che siamo la nazione con la più alta biodiversità vegetale. Cioè noi oggi parliamo di abbracciare alberi, della problematica degli alberi, siamo la nazione che ha 12 miliardi di alberi. 12 miliardi di alberi. Magari mal distribuiti, sono d'accordo, perché certi alberi hanno preso il posto delle terre coltivate. Verissimo. Però è altrettanto vero che abbiamo la cultura noi dei boschi e degli alberi, tant'è che questa, per tornare ad Albarella, è un esempio di come non sia solo la bellezza dell'isola con tanti problemi, per amor di Dio, con cose che immagino si affrontino ogni anno, ma la scelta di avere un luogo dove la natura di fatto è protagonista, con i suoi ritmi, con la sua lentezza, è l'esempio che potremmo utilizzare anche nelle nostre città. Oggi sembra solo la sinistra possa parlare di alberi in città. La realtà è che gli alberi oggi in città servono. E servono come? Abbassano la temperatura e trattengono l'inquinamento. Bisogna saperli piantare. Non significa nulla piantiamo 100 alberi o 1 miliardo di alberi. Significa capire attraverso studi laddove si possono piantare e perché e quali tipologia di albero. Perché non vi sfuggirà, e qui c'è la mia parte di amministratore, che gli alberi mal piantati costituiscono un problema con le radici per i marciapiedi e quindi per la viabilità soprattutto delle persone più anziane o dei giovani o delle carrozzelle. Vanno studiati, ed oggi ci sono corsi di arboricoltura. Io a Belluno, tra l'altro, dove è stato oggetto di una discussione su un taglio degli alberi, a breve ospiterò un professore di arboricoltura che spiegherà che non è importante solo piantare gli alberi, è importante anche farlo con criterio, e che il criterio non si improvvisa, ma il criterio si studia, si applica e si pratica. E la strada Romea? La Romea è importante per tre questioni. Una questione di sicurezza. Oggi è un problema attraversarla e è pericoloso attraversarla. Primo. Secondo, è un problema di costi di produzione, perché la logistica, contrariamente alla logistica spagnola, la nostra costa il 37% in più. Perché? Perché non abbiamo una viabilità che ci consenta immediatamente di prendere le produzioni e portarle laddove ci sono gli stoccaggi. Terzo, è una questione turistica. E quindi io credo che il territorio in primis, e qui non possiamo pensare, lo dico ai due assessori, che il capoluogo non abbia un ruolo. Il ruolo del capoluogo è anche un ruolo politico. Il ruolo dell'amministrazione del capoluogo non può limitarsi a gestire il contingente all'interno del proprio orticello, ma deve essere anche di traino, non di imposizione nei confronti degli altri comuni, ma sicuramente per la capacità, e dovrà avere un ruolo guida per tenere uniti i comuni e cominciare, lo dico perché a Belluno vivo la stessa questione. La parcellizzazione delle richieste a volte porta alla sottovalutazione del problema. Se ognuno dei sindaci va con una richiesta particolare, è ovvio che ministeri e regione abbiano un approccio totalmente diverso. Quindi diventa difficile, direttore, trovare una sintesi tra tutti i comuni e tra tutte le esigenze di ogni comune. Però fatta quella sintesi, quando uno presenta un progetto supportato da un numero importante, se non tutti, di comuni, ha sicuramente molte più possibilità di essere accolto. È vero che un parlamentare di solito è abituato ad andarci da solo, o un sindaco ad andarci da solo, perché nella foto aiuta molto a dire sono stato al ministero oggi, se porteremo a casa X numero di risorse, ma nella maggior parte delle volte non accade, e poi bisogna avere parlamentari, assessori e sindaci sui territori che sappiano farsi valere e battere i pugni. Io sono di questo territorio perché sono un parlamentare veneto, ma ho sempre dato la mia disponibilità per qualsiasi tipo di intervento sulla Romea, così come sulla subsidenza, così come su tante questioni che afferiscono alla pesca, ma non solo, anche perché per far vivere la laguna bisogna fare gli interventi. Non possiamo pensare che in un mondo antropizzato la natura si sistemi da sola.
bisogna intervenire. Ma senatore, sbaglio o ha fatto riferimento a un ruolo che dovrebbe avere un po' più incisivo di Rovigo, capoluogo? Ma no, Rovigo. non più incisivo. Incisivo comunque di cercare di essere una guida, comunque credo che soprattutto dare un indirizzo maggiore al territorio. Lo dico ai nostri assessori, così loro lo diranno al sindaco, ma credo che valga per le province più piccoline. Belluno e Rovigo abbiamo sostanzialmente lo stesso numero di abitanti, Rovigo un po' di più. Sì. E quindi credo che il peso politico non possa prescindere da un ruolo del comune di Rovigo, che non vuol dire che il comune di Rovigo comanda gli altri comuni, altrimenti Michele mi dice vai a comandare a Calalzo, non vieni a comandare a Rosolina, giustamente. Però il ruolo, quello di mettere assieme i comuni, anche alla luce di questa follia della legge del Rio, che non dà la possibilità ai cittadini di scegliere, e noi stiamo qua a rovelarci sulle preferenze per i parlamentari, e poi non abbiamo nemmeno le province scelte direttamente dai cittadini. Credo che anche questo sia un tema che dovremmo affrontare nella prossima legislatura. Però credo che i comuni, specialmente nelle province più piccole, i comuni capoluogo, debbano avere un ruolo. Però, senatore, restando su Rovigo, allora, visto che vogliamo provare a sezionare la situazione di Rovigo, il partito di cui lei è senatore, Fratelli d'Italia, negli ultimi 2 anni ha dato dimostrazione di non essere proprio sempre compatto, sempre unito. Delle divisioni ci sono state, adesso si parla ancora di un possibile intervento del sindaco sulla giunta, perché ci sono ancora 2 assessorati vacanti. Fratelli d'Italia qualche pretesa dovrebbe averla, almeno uno dei 2 assessori dovrebbe essere del suo partito. Cosa ci dice al riguardo? Insomma, adesso qua ci sono Isi Coppola e Luca Belotti. Sì. A dimostrazione che la frizzantezza non è di oggi, ma c'è sempre stata. Il problema, la differenza tra ieri e oggi probabilmente è la percezione della qualità. Non perché i ragazzi di oggi abbiano una qualità inferiore, ma perché probabilmente dovremmo aspirare ad avere la qualità che contraddistingueva Fratelli non AN in quel periodo. Perché le liti, le visioni contrapposte, il fatto che ci siano 2 galli in un pollaio ha aiutato a crescere i partiti di destra e tutti i partiti, credo, nei singoli territori. Anzi, sono stati da stimolo. Ma io voglio capire, se le contrapposizioni sono sulle cose da fare o sui posti da dividersi, perché io credo che ci sia una discreta differenza. Io, per come vedo la realtà, sindaci e assessori come i partiti hanno interessi convergenti. Quello del sindaco di fare bella figura e essere rieletto, quello dei partiti di fare bella figura attraverso i suoi assessori e di riuscire a trasferire attraverso i suoi assessori una parte delle idee di quel partito all'interno dei singoli comuni. Questo servono gli assessori. Se gli assessori sono 2 caselle da riempire o sono la nomina d'assessore il punto di arrivo e non il punto di partenza per fare lavoro e dimostrare quanto si vale, credo che questo non sia di Fratelli d'Italia o meno, sia proprio un problema. Cioè gli assessori... È una questione di metodo, insomma. È una questione di metodo che diventa una questione di merito. Io scelgo gli assessori che mi fanno fare bella figura e non gli assessori per completare caselline o per soddisfare interessi personali. Questo dovrebbe essere il viatico di qualsiasi amministrazione. Quindi io credo che la provincia di Rovigo, dove tra l'altro l'impatto di Fratelli d'Italia nelle elezioni scorse è stato un impatto determinante, senza del quale non si avrebbe vinto, credo che oggi sia quello di rilanciare l'azione di governo attraverso la visibilità dei nostri assessori, non per le beghe interne di un partito, ma perché facilmente riconoscibili per qualcosa che si è fatto. È una cosa che si deve fare nei prossimi mesi, entro l'anno, diciamo, quale potrebbe essere. Quindi. Guarda, sulla sicurezza oggi ho visto un video del sindaco che citava una serie di cose da fare sulla sicurezza. Io credo che la percezione della sicurezza sia diversa dalla sicurezza. Che esista una sicurezza
che anche qui i numeri ci regala, sono diminuiti i furti, sono diminuiti gli omicidi, sono diminuite le rapine, ma la percezione che il cittadino ha è di insicurezza. E quindi noi dobbiamo lavorare anche sulla percezione della sicurezza di ciascun cittadino. Vuol dire, dico a Campanile e alla De Luca, un presidio del territorio più preciso di un puntuale. Lo dico a me stesso, perché noi abbiamo lavorato tanto sulla sicurezza e probabilmente abbiamo comunicato poco quello che abbiamo fatto. Piantedosi è un ottimo prefetto, difetta forse di comunicazione. Perché se noi avessimo raccontato veramente tutto quello che avremmo fatto oggi, non avremmo la sinistra paladina della sicurezza. Loro che hanno riempito le piazze e questa nazione di immigrati clandestini vengono a parlare a noi di sicurezza. Ecco, io credo che anche nelle realtà locali, cane antidroga, l'utilizzo del taser e il presidio costante e continuo del territorio sia una politica che funga da cinghia di trasmissione tra quella che è la nazione, il governo della nazione e il governo locale. Poi lo dico a Erika che ha la cultura e il commercio. La cultura è fondamentale oggigiorno, perché se noi pensiamo di lasciare cultura, rifiuti, così tiriamo in ballo anche Paterniani, alla sinistra perché gli unici capaci di gestire rifiuti e cultura, noi facciamo un errore nano, come l'ecologismo. Noi pensiamo di lasciare l'ecologia e l'ambiente alla sinistra, ma come? Alla sinistra che dove ha governato ci ha dimostrato di aver inquinato città, regioni, la Russia, la Cina. La pianta si giudica dai frutti che dà. Il loro frutto è un frutto tossico, inquinato. Credo che sulla cultura, oltre a fare le cose che la città di locale ha bisogno, credo che uno dei modi migliori per, non dico marcare il territorio perché sarebbe brutto, ma di incidere sul territorio e quindi rispondere appieno a un mandato ricevuto sia proprio quello di far capire che non esiste solo una cultura di sinistra. Esistono anche straordinari libri, qui c'è Giulio Bavassi che ha scritto dei libri straordinari sulla bioetica, ma non solo, sulla maternità surrogata e quant'altro. Credo che siano temi che, a prescindere dalle posizioni di ciascuno, aiutano a riflettere. E quindi un assessore alla cultura che aiuta a riflettere, fa capire che non esiste solo il pensiero unico, credo possa essere una cosa che nel contingente aiuti la città. Ma sono convinto che Erika sia una di quelle persone senatore, in grado di farlo. Ha parlato di sinistra, ha parlato di destra. Come Gaber. Sì, come Gaber. E Vannacci dove lo mettiamo? A sinistra. A sinistra. Beh, insomma, quindi scusa, adesso io non voglio può dire essere un alleato però alle prossime elezioni nazionali o no? O sarà un avversario? Guarda, lo dite a uno che la legislatura scorsa non ha fatto l'accordo con chiunque pur di governare. Quindi non è detto che si debba fare l'accordo con lui, si fa l'accordo sulla base di un programma. Ad oggi abbiamo Vannacci che vota assieme alla sinistra, non vota la fiducia al governo. Il paradosso è che gli stessi che oggi non votano la fiducia al governo sono quegli ex leghisti che votavano la fiducia al governo Draghi, che votavano la fiducia al governo giallo-verde e che non la votano oggi al governo più di destra della storia. Beh, al governo Draghi votava la fiducia anche il resto della Lega, Forza Italia, al governo Draghi. Certo, ma oggi la votano ancora però. Perché oggi c'è il governo più di destra della storia e questo è un dato di fatto. Quando mai abbiamo avuto un leader che nasceva a destra e non al centro? Era centro-destra, oggi è destra-centro, grazie a Dio. Ma questi continuano a votare con il centro-sinistra. Quindi ad oggi non esistono le condizioni. Un domani chi lo sa? Un domani si discute di programmi, si discute di idee. Resto un po' anch'io. Oggi ho letto l'intervista di Giacometti, credo che, come si chiama? Il coordinatore regionale, Giacometti, vabbè, che dice, noi, come dice il generale, noi siamo un contenitore e dentro ci sono fascisti, ci sono leghisti e c'è anche qualche doroteo. Allora non abbiamo ancora capito di fatto cosa sia questo contenitore, anche perché ci sono delle visioni contrastanti. Oggi leggo delle cose che io non condivido, cose che condivido di più, ma non mi pare che ci sia una linearità di pensiero. Faccio un esempio classico. La visione delle carceri mi sembra diametralmente opposta a quella di Vannacci da quella del mio amico Alemanno.
Da una parte c'è uno che butterebbe tutti in galera e butterebbe via le chiavi, dall'altra c'è uno che si occupa più della salute di chi è in galera, di chi è fuori. Allora vedi, quando si tratta di protestare contro qualcuno è facile, mettersi insieme e poi fare un programma e governare una nazione è ben difficile, posto che ci sono dei temi sui quali noi dobbiamo migliorare. Uno su questo la percezione della sicurezza, uno su questi delle tasse, uno questi sull'immigrazione, e lì abbiamo lavorato tantissimo e anche i dati sbugiardano i gufi, e poi abbiamo il problema che noi possiamo fare tutte le leggi del mondo, ma quando le interpretazioni che la magistratura dà sono interpretazioni totalmente lassive, qui che ci sia Vannacci, Luca De Carlo, Luca Belotti o il direttore della Voce, credo. Però un'erosione di voti, di consensi come partito la temete o no? Guardi, io non temo nulla. Io l'unica cosa che auspico si possa fare, e che sono sicuro che succederà nel momento in cui Giorgia Meloni passa da Presidente del Consiglio a candidato Presidente del Consiglio, noi si possa veramente raccontare, si sia messi nelle condizioni di dire tutte le cose che abbiamo fatto. Credo che gli italiani non siano... Esisterà sempre una parte che vota, anche nei comuni, c'è sempre una parte che vota contro il sindaco uscente. Esiste, è quasi fisiologica. Credo che ci sarà una parte comunque, magari quella parte che non andrebbe a votare, che torna a votare, quindi un aiuto alla democrazia. Poi penso che ci siano gli italiani, che quelli che capiscono che anche in un momento di straordinaria difficoltà c'è stata una persona che ha dedicato 5 anni della sua vita e niente più a cercare di migliorare le condizioni di questa nazione, e che io stesso, che ho l'onore e la fortuna di vivere questa straordinaria stagione, che ripeto è la stagione del governo di più destra della storia, so che il merito, il 90% del merito di quello che stiamo vivendo lo si deve a Giorgia Meloni e non sicuramente a qualche esponente autoreferenziale destra che magari crede avere qualche un'importanza. Errore di valutazione, però magari sullo scenario internazionale può essere addebitato anche a Giorgia Meloni, ad esempio quando è stato fatto l'operazione in Venezuela, l'inizio della guerra in Iran, quando la Premier Meloni ha detto al momento non condanno e non approvo. Qualche forse revisione potrebbe essere fatta col senno di poi, dico. Con il senno di poi non si fa la storia, ma ti faccio un ragionamento. Giorgia Meloni, sin dal suo insediamento, ha lavorato per tenere unito l'Occidente, cioè quella parte nel quale si riconoscono i diritti delle società civili di oggi. E quell'Occidente non poteva prescindere dagli Stati Uniti d'America. Ricordo a tutti, sommessamente, che anche nella parte in cui c'era Biden, e non propriamente un pericoloso sovversivo sovranista, Giorgia Meloni aveva un ottimo rapporto con gli Stati Uniti. Non perché ne condividesse la politica, ma semplicemente perché l'Occidente è una condizione sine qua non per affrontare le sfide del futuro. Perché noi, nel caso non ci fossimo accorti, da una parte abbiamo una Cina che sta nelle regole della globalizzazione, fregandosi delle regole della globalizzazione. Cioè, della globalizzazione ha preso solo la parte migliore. Invece ci siamo noi che in Europa della globalizzazione ci siamo imposti più limiti e più regole rispetto a quelle che ci si aspettava. Dall'altra parte c'è una Russia leggermente aggressiva, perché credo che difendere l'Ucraina oggi non è porsi dalla parte di Zelensky e contro Putin, è difendere un principio, cioè quello che in Europa, ma come in nessun posto al mondo, nessuno Stato può invadere un altro Stato, punto. Questo è il motivo per cui noi sosteniamo la resistenza dell'Ucraina. Non perché noi siamo convinti che Zelensky sia meglio o peggio. Zelensky lo giudicheranno prima o dopo i cittadini dell'Ucraina e avranno loro modo di vedere se il suo sistema è un sistema corrotto e quant'altro. Noi difendiamo un principio, non Zelensky. Il principio è quello. Siamo stati anche i primi che hanno bacchettato Donald Trump. L'autorevolezza utilizzata da Giorgia Meloni nel dire a Donald Trump che sbagliava, l'abbiamo esercitata anche sui dazi. Sui dazi noi abbiamo detto a Trump: guardate che noi crediamo nell'Occidente, l'Occidente è libero mercato, non dazi. Dazi è il contrario del libero mercato. E gliel'abbiamo detto, al che lui ha cominciato a storgere il naso. Ma Trump
non ragiona da Occidente. Lui ragiona, e basterebbe leggere i suoi libri, How to Deal, ragiona come se fosse il leader di un'azienda, della sua azienda, che ha degli amici, degli alleati, ma il cui interesse principale è fare in modo che la sua azienda guadagni di più. E quindi con questo metodo noi ci confrontiamo. Ma l'alternativa qual è oggi? La via della seta? La dipendenza dalla Cina? Essere filorussi? Io credo che l'Occidente sia ancora un valore aggiunto e che l'abbiano capito tanti europei. Non a caso, anche sulla questione immigrazione, sono i paesi frugali, i paesi del nord, la Danimarca in primis, quando scoppia la crisi di Ceuta, a dire ha ragione l'Italia. E oggi è l'Europa stessa che ha cambiato il paradigma dell'accoglienza. Quindi fermi tutti, non accogliamo, costruiamo semmai gli hub negli altri stati. Dove l'avevo già sentita sta roba qua? Dove l'avevo già vista se non in Albania? Però oggi non ha funzionato benissimo, senatore. Beh, non ha Albania... funzionato benissimo. Vuoi che ti dica? Beh, il rapporto costi bisogna vedere. Affermo lì. A qual è il costo sociale di avere gli immigrati sul territorio? Qual è la deterrenza del sapere l'immigrato che oggi non è più porti aperti, ma se arrivi ti sbatto in Albania? Non è una deterrenza quella? E come se lo è? Adesso addirittura la sinistra ci dice no, ma voi con la storia dei rimpatri adesso con i dublinanti è un boomerang. Beh, certo, noi ad oggi abbiamo accolto 4 migranti, loro ne hanno accolti durante i loro governi 85.000. Beh, direi che anche qui i numeri, grazie a Dio, ci vengono in soccorso e Elly Schlein, che mi pare abbia fatto almeno un mesetto di vacanza, anche lei si è resa conto che forse quei numeri parlino molto più chiaro. Dopodiché, rapporto con gli Stati Uniti è difficile, ma è difficile perché di lì, ripeto, c'è un omino che tende a fare prima i suoi interessi e poi quelli dell'Occidente. Noi invece crediamo ancora fortemente nell'Occidente perché siamo figli dell'Occidente e siamo figli anche di questa straordinaria Europa. Perché se io, Belotti e la Coppola cantavamo Europa torneremo quando gli altri pensavano che l'Europa fosse quella di là della cortina di ferro e adoravano i paradisi sovietici che noi invece schifavamo già allora e oggi schifiamo ancora di più. Senta, senatore, credo che noi ci stiamo avviando verso la conclusione. Avevamo detto che al buio spegnavamo tutto. C'è ancora qualche minuto di luce, credo. Paterniani che gestisce le luci. Gestisce le luci. I lampioni. Serpico. Senta... Mi ha detto Marco di chiamarlo Serpico. Ah, Serpico. Chiamo Serpico. Frank Serpico, noto poliziotto sotto copertura. Senta, senatore, abbiamo parlato prima, torniamo un attimo al locale, ma non solo locale, perché la questione è nazionale, forse anche più che nazionale. Abbiamo parlato di agricoltura, di sostegno alle aziende, però quest'anno la siccità che ha colpito e sta colpendo in maniera pesante, pesantissima, non solo le aziende agricole, ma tutto il territorio, impone delle riflessioni su quello che bisogna fare, su nuovi investimenti che bisogna fare, perché agricoltura è anche cura del territorio, no? E parlo dei consorzi di bonifica, ma parlo anche di una diversa gestione. Qua c'è Traschi. Sì, esatto, e parlo anche di una diversa gestione della possibilità delle prese idriche, no? Dei fiumi, della gestione dei fiumi, dei bacini di laminazione. È un tema grandissimo, però non può più essere rimandato, perché i milioni di euro che ci rimettono le aziende agricole sono in aumento negli ultimi 4-5 anni. Bravo direttore, una bella domanda. Allora, innanzitutto partiamo da una constatazione. Se fino a qualche anno fa la siccità era ciclica, cioè almeno ogni 5 anni c'era un fenomeno siccitoso, oggi pare che quel fenomeno siccitoso sia una costante. Bene. E quindi cosa ha fatto il governo? Perché sennò io, se venissi qua e vi dicessi cosa dobbiamo fare, voi mi dite ok, però fino adesso dove sei stato? Beh, vi dico dove sono stato. Nella mia commissione, riunita con la commissione ambiente, abbiamo licenziato il decreto siccità, che è quello che istituiva la cabina di regia e che chiedeva a ogni singola regione di identificare quali fossero gli interventi prioritari, e anche la regione fissò, che aveva come primo commissario Nicola Dell'Acqua, conosciuto a questi luoghi, e che per primi ha acceso un focus sulla scarsità d'acqua. Perché fino ad allora, direttore, la scarsità d'acqua la percepivano gli agricoltori ogni 5 anni,
I sindaci e i cittadini dei comuni di montagna che si vedevano regolarmente svuotato il proprio lago durante il periodo estivo. Su questo siamo tutti d'accordo? Perfetto. Quindi io sono andato a rivedermi le carte. Dal 2009 denuncio il fatto che il bilancio idrico regionale non sia corretto. Lo denunciavo allora che l'acqua c'era, a maggior ragione adesso impone delle scelte nel momento in cui l'acqua non c'è. E allora quindi uno può chiedersi cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto possiamo pulire e svuotare i laghi dalla ghiaia. Possiamo costruire vasche di laminazione anche a valle, non necessariamente solo in montagna, perché laddove le abbiamo costruite per proteggere le città, e la Regione Veneto ha messo 2 miliardi, dopo le alluvioni, le esondazioni, Bacchiglione e quant'altro, quelle vasche hanno funzionato. Abbiamo un problema. Il problema è quello che in tanti posti sono le amministrazioni locali delle aree di pianura che vogliono l'opera sì, ma non la vogliono nel loro comune, per quella sindrome che si chiama NIMBY, Not in my backyard, cioè non nel giardino di casa mia. Noi invece dobbiamo fare in modo che il piano 10.000 laghetti, 100.000 laghetti diventi realtà, perché ad oggi siamo la regione tra le regioni che trattengono meno acqua, anche di quella piovana. La media europea è del 25%, la media italiana è dell'11%, la media veneta non supera il 4%. Perché? Beh, perché semplicemente fino a ieri avevamo bisogno di far correre l'acqua più velocemente possibile dai ghiacciai di montagna attraverso il Po all'Adriatico. Questo era l'obiettivo dei canali. Oggi invece abbiamo bisogno di trattenerla, perché non sempre c'è. E quindi dobbiamo investire su quello. Come abbiamo investito, l'agricoltura lo ha fatto, grazie al PNR, anche sugli impianti, perché quando in montagna sono io il primo che si arrabbia con i miei concittadini quando dicono no, ma in pianura non fanno nulla. Non è vero, hanno investito, convertito tanti dei loro impianti che prima erano obsoleti per una... Io stesso sono stato quello che con le tecniche di evoluzione assistita ha voluto che si sperimentasse sulla terra appunto quelle tecniche che consentivano di utilizzare meno, piantine che utilizzassero meno acqua. Era tutto all'interno di un progetto. Sono io, e ho avuto la fortuna, così quando me lo chiedono posso dirlo, che ha aumentato con un emendamento i laghetti privati costruibili nei terreni privati ad aiuto dell'agricoltura. Oggi dobbiamo fare i laghetti pubblici, oggi dobbiamo fare vasche di laminazione. Non abbiamo un'alternativa, però lo diciamo sempre alle amministrazioni, lo diciamo ai consorzi, lo diciamo alle amministrazioni pubbliche, però dentro di noi, cioè noi, a casa nostra, facciamo tutto quello che ci può servire per risparmiare acqua? Quanti di voi hanno lo sciacquone del cesso con l'acqua potabile? Pressoché tutti. Beh, insomma, nei paesi dove c'è crisi idrica, ormai lo sciacquone si fa con altra acqua. Si fa con le pompe, si prende l'acqua piovana e si recupera, perché l'acqua potabile è l'oro blu. L'acqua potabile serve per l'alimentazione in primis e quindi dovrà cambiare alla luce del cambiamento climatico e si chiama adattamento climatico, che non è un'ansia, quella che vorrebbe metterci la sinistra sul cambiamento climatico, è una vera ansia per farci sentire in colpa di ciò che accade per poi riuscire a non fare nulla, a rimanere imbalsamati. No, ciascuno di noi, occupandosi dell'oikos, quello che Scruton diceva di casa nostra, della nostra comunità, può fare molto. Però è un cambio culturale, però si chiama adattamento e non a caso, Belotti lo sa, appena sono arrivato in commissione ho istituito una indagine conoscitiva che si è chiusa e che adesso è in elaborazione il documento che poi sarà mia premura raccontare a tutti, anche e soprattutto in quest'area, che ha monitorato se avevamo gli strumenti, scusate il giro di parole, di monitoraggio sul cambiamento climatico. Io ho preso pretesto del granchio blu per dire ma è possibile che ce ne siamo accorti solo il 15 luglio? È possibile? Eppure un osservatorio esiste? È un tema. Abbiamo poi gli strumenti per contrastare il cambiamento climatico? Ecco, abbiamo audito una marea di soggetti, oggi siamo pronti con un documento che poi in ordine squisitamente alfabetico, cioè per ogni lettera c'è A, adattamento, B,
un bellissimo documento che è un primo passo per aiutare il legislatore, chiunque sia nella prossima legislatura. Io ovviamente sono di parte, mi auguro che noi si abbia lo stesso ruolo e la stessa importanza, ma anche se non dovessimo esserci noi, è una sorta di ricerca, indagine conoscitiva di Jacini. Ve la ricordate quella di Jacini sullo stato di salute delle campagne, che nel 1860 e rotti prese in considerazione anche tutta quest'area di Rovigo e ne fece una, come quella di Belluno, una fotografia impietosa. Ecco, da lì però, da quella fotografia, siamo riusciti ad emergere e a diventare una delle regioni più importanti d'Europa. Io credo che capendo le mutate condizioni e avendo gli strumenti per poterlo fare, riusciremo ad adattarci meglio e prima anche al mutamento climatico, senza ansie da prestazione, senza sensi di colpa, ma con la consapevolezza che da ciascuno di noi parte il cambiamento. Qualcuno diceva, sì, il cambiamento che vorresti essere nella società. Eccoci qua. Senatore, credo l'ultima domanda, abbiamo tempo per un'ultima domanda. Allora, una domanda, se vogliamo, un po' di prospettiva. Continuiamo col collegamento Rovigo-Belluno. No, Rovigo-Belluno sono differentissime come territori, come province, però hanno alcune problematiche che sono simili. Penso ad esempio alla denatalità, penso ad esempio al togliere tutte le televisioni, sì, i telefonini, esatto. bisogna ricominciare a fare la cosa più bella del mondo, a fare figli. No, c'è un problema di natalità. E poi provo ad argomentare il problema ad esempio del trattenere i giovani che se ne vogliono andare all'estero, mentre ad esempio per il bellunese si parla, no, di quel sistema di norme di sostegno dei comuni per i comuni montani. Per il Polesine pensare a avere le soluzioni per i giovani senza sentire cosa ci chiedono. È la prima cosa che ho imparato in comune. Ho fatto un bando, ero convinto che fosse un bando appetibilissimo per i giovani, mi sono reso conto che era un bando magari appetibile per uno che era giovane qualche anno fa. In realtà bisogna capire cosa il giovane vuole. Perché il giovane va via? Il giovane non è che va via perché non gli piace il suo territorio. Anzi, la maggior parte dei giovani nascono che amano il proprio territorio. È difficile trovare qualcuno che non lo fa. E quel qualcuno fa è giusto che se ne vada perché non ci serve. Ma perché il giovane va via? Perché trova stimoli che qua non trova. Vi faccio un esempio pratico. Uno degli ultimi studi sulla provincia di Belluno ci dice che la provincia di Belluno ha disoccupazione bassissima, un reddito medio-alto, una condizione della vita posta ai primi 10 posti. E quindi qual è il motivo per cui uno non fa figli o il motivo per cui un giovane se ne va? Perché è la qualità del lavoro che fa la differenza. Cioè non basta ai giovani fornire un lavoro, un posto di lavoro. Bisogna dare loro un lavoro all'altezza delle proprie aspettative. Torniamo al discorso di prima dell'agricoltura. Oggi se un agricoltore spieghi a un giovane agricoltore che può utilizzare tecnica di evoluzione assistita o i droni o un'innovazione particolare, è più facile che resta. Se invece noi diciamo che andrà a fare un lavoro monotono, diverso da quello che fa nelle città, è evidente che troverà attrattiva la città, anche fosse solo Treviso, che non è poi comunque il punto. Se voi guardate, non è che uno si sposta da qua e va a Venezia, si sposta da qua e dove va? Se va all'estero va nelle grandi città, nei grandi hub tecnologici delle grandi città, o se resta in Italia va a Milano, perché rappresenta oggi la città probabilmente più frizzante sotto certi aspetti. Quindi il tema è riuscire a capire quali sono i lavori ad alto valore aggiunto, e torno a prima, che fanno in modo di rendere attrattiva un'area attraverso un lavoro totalmente differente da quello che è concepito fino ad oggi. È per questo che un giovane resta. Dopo sulla denatalità, noi stiamo facendo di tutto con gli incentivi, però c'è un problema anche lì culturale. Se noi studiamo fino a 25-26 anni, vogliamo rimanere a casa con la mamma fino a 32-35 anni, è difficile poi che mettiamo al mondo 3, 4, 5 figli. Anche perché oggettivamente i figli diventano, mentre prima erano proletariato e quindi uno era ricco solo dei figli che aveva, oggi diventano spesso un impedimento anche per l'accrescimento e la carriera di ciascuno di noi, e quindi diventa difficile pensare magari ad avere i genitori vicino perché i giovani si spostano, non hanno i genitori. Quindi il problema è complesso, però ci sono altre nazioni ed altri diciamo così gruppi etnici che invece i figli li fanno perché hanno ancora una concezione diversa. Poi però vedete
che una volta fatti i figli non hanno lo stesso atteggiamento dei genitori. Voi ve ne siete mai resi conto? In Maranza, i figli, cioè gli immigrati di seconda generazione in Francia prima e in Italia adesso, non sono mica come i loro genitori, I loro genitori venivano da mondi difficili, venivano in un mondo come il nostro, con un alto valore di civiltà, avevano conosciuto il rispetto delle regole e quindi, al netto di quelli che male si comportavano, perché comunque erano delinquenti anche di là, sapevano rispettare le regole. Oggi quelli che nascono di seconda generazione non rispettano le regole neanche imposte dai genitori, quindi sono un problema anche per i loro genitori. Io non ho mai sentito un genitore di loro difendere Maranza, perché sono il primo fallimento è loro. Non riescono a dare l'educazione che hanno ricevuto loro nel proprio territorio e non riusciamo noi a dare un'educazione sul nostro territorio perché siamo convinti che se noi facciamo valere i nostri valori snaturiamo i valori degli altri. Invece non è vero. È il relativismo che ci ha distrutto, è la non conoscenza delle regole che ci ha distrutto. Ma chi è che di noi che non aveva una regola? Direttore, tu andavi a scuola e se non ti comportavi bene, io avevo un professore, Guido De Zordo, il mio idolo in tutto, che mi dava 2 nocche sulla testa e me ne dava, e se andavo a casa ne prendevo. Se andavo a casa, li prendevo da mia mamma se mi aveva picchiato il professore. Andavo a dottrina, la maestra di dottrina, che era normalmente una mamma di uno dei miei compagni di classe, se mi comportavo male mi tirava un ceffone. Andavo a messa, se parlavo, quello dietro di me mi tirava l'orecchio, anziano dietro di me. Oggi provate voi ad andare a tirare l'orecchio a uno a messa, a parte che a messa non ci va più nessuno, ma provate a tirargli l'orecchio a uno che va a messa e vi trovate i genitori come 2 avvocati fuori dalla... O provate ad andare a scuola a dire che il figlio è un problema anche culturale della scuola. Provate... io non ero un genio a scuola, neanche dopo, ma a scuola non sono mai stato un genio. Era il classico ragazzino che andava su suo figlio, è intelligente ma non ha una gran voglia di studiare. Non si applica. Non si applica. Avessi letto tutti i libri che ho letto nella seconda, terza, quarta gioventù a scuola, oggi probabilmente avrei fatto un percorso diverso. Ma una volta, quando c'era ora di scegliere la scuola superiore, se eri bravo e avevi voglia di studiare, ti indirizzavano al liceo classico, al liceo scientifico. Se eri uno bravino ma che non aveva gran voglia di studiare, andavi a fare l'ITI, la ragioneria o un altro istituto tecnico. Se eri uno che non aveva voglia di fare niente, andavi a fare l'IPI, la scuola alberghiera, da noi la scuola degli ottici e quant'altro. Prova adesso ad andare a un genitore a dirgli: guarda che tuo figlio, suo figlio, meglio che vada a fare l'ottica. Ma dove? Qual è il risultato che abbiamo avuto? Primo, che non abbiamo nessuno che sa fare quei lavori manuali tanto richiesti quanto pagati. Perché ricordo che in Italia c'è un più alto numero di avvocati rispetto al numero degli idraulici e che gli idraulici e gli elettricisti dichiarano di più della media di quello che dichiarano gli avvocati. Chiaro che qui stiamo parlando del fatto che abbiamo avvocati di grande grido e di quelli che non ci guadagnano niente, ma la media, che sono sempre i numeri, è questa. Ecco, quindi è culturale il cambio di passo, è proprio un cambio di passo culturale. Io credo che o ci riappropriamo anche di quei lavori che per un tempo nessuno voleva fare, ma che rappresentano la capacità italiana di costruire qualcosa con le mani e col cervello, quello che Confartigianato chiama la IA, non è intelligenza artificiale ma intelligenza artigiana, e che è proprio la capacità di usare le mani ed il cervello, che è quella che ci ha sempre fatto diventare e essere punti di riferimento nel mondo. Bene, grazie al senatore Luca De Carlo. Direi che possiamo concludere qua la nostra chiacchierata, anche perché vedo che le luci ci stanno abbandonando. Paterniani non ha fatto un miracolo di farci vedere il sole anche di notte, quindi grazie a tutti voi. Uno ha sempre grandi aspettative su Paterniani e poi non riesce neanche a fermare il tramonto. Esatto. Quindi uno dovrebbe porsi anche dei problemi. Intanto grazie a tutti di essere stati con noi questa sera. C'è naturalmente un minimo di rinfresco, di rincaldo che dir si voglia, una bicchierata tutti assieme. Vi ringrazio e ringrazio sempre, ho visto prima il direttore Rosati, ringrazio sempre l'accoglienza di quest'isola straordinaria di cui io
racconto sempre, parlo benissimo. Domani vado a Sky alle 17:30 credo, e mi faccio mettere sotto pancia da Albarella. Così faccio un po' di pubblicità, un po' di promozione a questo posto straordinario. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a tutti, buona serata.